Buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata della nostra radio I Rami dell'Ulivo. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo da via Castelfranco Veneto 85, dalla chiesa Assemblea di Dio, Faith Assembly of God di Pordenone. Cogliamo l'occasione per rinnovarvi l'invito alla nostra funzione domenicale che si svolge dalle 9 alle 11. Oggi la nostra lettura è tratta da Matteo capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 12. Leggiamo la parola. Gesù era nato a Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme disse loro: «Andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano vista in Oriente andava davanti a loro, finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratesi lo adorarono e aperti i loro tesori gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Amen. Questa parola ci parla della nascita di Gesù e del viaggio dei magi per andarlo ad adorare. Un viaggio fatto nella fede più totale e non certo privo di difficoltà, ma portato fino in fondo. E il premio che ne hanno avuto è stato immenso: poter adorare il Re dei Re, il Salvatore. Dunque, cominciamo dall'inizio. I magi vedono una stella e iniziano un viaggio lunghissimo. Ma questo segno ad un certo punto scompare. Come faranno a trovare la strada? Prima difficoltà. Per poter proseguire, i magi si rivolgono addirittura al nemico numero 1 di Gesù. L'ironia qui è particolarmente forte perché nemmeno il re e con lui tutta Gerusalemme sa di cosa parlino i magi. Anzi, nessuno sembra sapere che deve nascere colui che è il Messia. Cosa faranno i magi? Resteranno fermi nella loro fede o cominceranno ad avere dei dubbi? Seconda difficoltà. Erode, turbato dalla notizia che potesse esserci un re che poteva togliergli il suo trono, riunì gli scribi e i sacerdoti.
i quali dissero che secondo le scritture il re di Israele sarebbe nato a Betlemme di Giudea. Questa città però in realtà è un borgo piccolissimo della Giudea che quasi sfugge alle mappe, anche se era stato onorato di aver dato i natali alla famiglia di Davide. Un luogo così piccolo e dimenticato potrà davvero essere il luogo di nascita del re dei re? Anche qui i magi avevano due scelte: avere fede fino in fondo e continuare il viaggio, o farsi prendere dai pregiudizi, dubitare della verità e abbandonare il viaggio. Questo mi fa pensare a noi, a me, che conosco la verità, conosco la strada da seguire, ma vorrei che questa strada fosse facile, dritta, senza ostacoli. E quando ci sono delle difficoltà, ho la perseveranza, la pazienza, la forza, la fede per andare avanti nonostante tutto, come hanno avuto i magi? Bene, cari ascoltatori, dopo il commento di Tiziana, grazie Tiziana, direi che possiamo affrontare il verso 7, sempre di Matteo 2. Cominciamo, leggiamo insieme. Allora, verso 7. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. Leggiamo anche l'8. E mandatoli a Betlemme disse loro: andate e, e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo. Ecco, Erode teme per la sua posizione, ma in realtà Erode rappresenta in questa situazione il male. Lui certamente teme per la sua posizione di re, ma noi sappiamo che dietro di lui c'è proprio il male, che servendosi di Erode, vuole fare in modo che Gesù non adempia alla sua chiamata. Il nostro Salvatore non viva e quindi non venga a morire in croce affinché noi, riconoscendolo come personale Salvatore, scusate, abbiamo il perdono dei peccati e quindi il male si serve di Erode, il quale in maniera molto subdola, no? Chiama i magi e si informa, chiama i magi di nascosto. Attenzione, qui vediamo come quindi il male agisce sempre in maniera non chiara, non limpida, no? E questo lo possiamo vedere e dobbiamo anche riportarlo alle nostre vite. Allora, parlando di Erode, Erode chiama i magi di nascosto e comincia veramente a chiedere, no, quando è apparsa questa nuvola, perché vuole capire esattamente il tempo di questo bambino, perché lo vuole ucciderle. Come vi dicevo, il male non è mai così limpido, non è mai così chiaro ed è per questo che anche questi versi, diciamo, riportati ai giorni nostri, ci devono proprio insegnare che dobbiamo sempre stare attenti, abbiamo proprio bisogno ogni giorno della guida dello Spirito Santo, perché come Erode verso i magi si è presentato in maniera buona, si è presentato, dice che vuole adorarlo, che vuole omaggiarlo e
anche ai giorni nostri dobbiamo stare attenti di tutte le persone che frequentiamo, a tutte le persone che ci vengono vicino, che ci mostrano simpatia, che ci mostrano un buon atteggiamento, perché dietro questo atteggiamento non sempre c'è un buon fine, ma grazie al fatto che noi abbiamo il Signore ed è per questo che è proprio noi dei rami dell'ulivo ribadiamo che è importante principalmente per la nostra salvezza, per la salvezza della vita, per arrivare alla vita eterna, accettare Gesù nella nostra vita, ma anche proprio per il nostro cammino quotidiano, perché solo Lui, solo quando il Signore entra nella nostra vita e noi abbiamo un dialogo con Lui, una comunione con Lui, essendogli ubbidienti, pregando, leggendo la Sua parola, possiamo veramente scoprire chi abbiamo veramente di fronte, perché il male spesso si presenta come angelo di luce e questo è scritto anche, volendo fare una piccola citazione dalla parola di Dio, anche in secondo Corinzi 11 verso 14. Ecco, leggiamo. E non c'è da meravigliarsi perché Satana spesso si trasforma a angelo di luce. Qui è l'apostolo Paolo che parla a sua difesa e però dice anche ci sono altri finti apostoli che ingannano le persone. Così vediamo come l'inganno del male può essere sempre presente nella nostra vita, come lo è stato anche nella nascita di Gesù fino dalla notte dei tempi, diciamo. E quindi veramente un altro motivo, sempre che ce ne sia bisogno, per avvicinarsi al Signore. Quindi cosa succede nella nostra lettura? Erode inganna i magi e gli dice, dopo che li ha mandati a chiamare, fatemi sapere. E questi magi partono, vanno via. In quel momento non si sono accorti di questo inganno. E cosa succede? Succede che la stella che loro hanno visto dall'Oriente, come leggiamo nel verso 10, leggiamolo insieme, quando essi videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Videro questa stella e questa stella li guida verso il luogo dove c'è Gesù. E questa guida, ecco, a parte il discorso proprio della stella, no? Che emana la luce, che quindi rappresenta proprio anche la luce di Gesù, perché Gesù è venuto a portare la luce, perché tramite lui, accettandolo, come ho detto anche pochi minuti fa, noi abbiamo il perdono del Padre e possiamo vedere, possiamo avere la luce e possiamo anche essere la luce. Certamente lui è la luce delle luci, però noi stessi, custodendo la verità, scoprendo ogni giorno, avendo un rapporto col Padre, siamo chiamati a essere luci. E che cosa fanno i magi quando trovano Gesù? Vanno e lo adorano, gli portano questi doni, oro, incenso e mirra, come il profeta Isaia aveva già preannunciato
in Isaia 60. Ecco, al momento non abbiamo il tempo di leggere questo brano, ma vi consiglio proprio di leggerlo. E in questo brano proprio Isaia parla del nostro Salvatore e proprio dice: verranno con dei dromedari e dei cammelli a portarti oro, incenso e mirra. E anche questi doni che i magi fanno a Gesù mi portano ad autoanalizzarmi, mi portano a chiedermi: e tu, Cristina, che cosa porti al Signore? Che cosa gli doni? Certamente questi erano doni adatti a un re, doni di grande valore, ed è giusto anche dare eh, grande valore al Signore, ma personalmente cosa possono rappresentare nella nostra vita? Il nostro tempo, il nostro denaro, la primizia di quello che desideriamo, cioè come è scritto nella parola, come è scritto nei comandamenti: non avere altro Dio al di fuori di me. Questo mi dà da pensare, questa ricchezza di questi doni, cioè il mettere Dio al primo posto, non avere altro Dio. Quindi Dio deve essere al di sopra di ogni nostro interesse, al di sopra di ogni nostra azione, deve venire prima di tutto. Ecco, il nostro pastore ci dice sempre, e faccio mia questa sua affermazione, che lui la prima cosa che fa quando si alza non saluta nemmeno la moglie che è accanto a lui, ma la prima parola è rivolta al Signore. Ecco, io ho la fortuna di conoscere questo grande uomo di Dio che ci dà un esempio e che ci dà proprio un input per dire: veramente noi dobbiamo dare il massimo, il primo posto al Signore ogni giorno nella nostra vita. E questo secondo me rappresentano anche questi doni, che certamente, come dicevo prima, sono sicuramente doni materiali, ma che noi possiamo anche riportare a quelle che sono le cose importanti della nostra vita. Ecco, questi uomini che non facevano parte del popolo di Israele, hanno portato dei doni, hanno adorato Dio. E noi veramente che conosciamo il Signore, che se abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, ci riteniamo figli suoi, anzi siamo figli suoi, che cosa portiamo ogni giorno al Signore? Come lo omaggiamo? Come lo adoriamo? Come lo ringraziamo? Ecco, queste sono cose che toccano veramente il mio cuore, perché vedendo proprio questi magi, no, che come dicevo prima, non facevano, in fondo non sapevano molto, eppure hanno capito. E tu, Cristina, hai capito? E tu, caro ascoltatore, hai capito? I magi avevano capito. Ed è per questo che ci siamo permessi di portare anche questa meditazione, anche se un po' le feste sono un po' terminate, no? Da qualche giorno, proprio perché spesso in questo mondo, e qualche volta anche noi che ci riportiamo cristiani, ci eh, ricordiamo più profondamente di Gesù e del Signore solo durante le feste. E invece no, dobbiamo adorarlo e dobbiamo portargli il meglio della nostra vita
ogni giorno. Bene, la lettura che abbiamo affrontato oggi si conclude con questo verso, col verso 12. Rileggiamolo insieme. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada partirono per il loro paese. Ecco, i magi avevano seguito questa stella, questa luce, quindi dentro di loro c'era questo desiderio di omaggiare il Signore, di cercare il Signore. E come avviene quando un uomo cammina rettamente, quando un uomo cerca veramente la verità, poi il Signore comunica con lui, ha comunicato con questi magi e gli ha detto di non tornare da Erode. Quindi quanti insegnamenti abbiamo proprio in questa lettura, in questi versi veramente ci viene detto proprio come questi magi seguivano questa stella e anche il fatto per esempio di seguire questa stella vediamo veramente come il Signore in un certo senso ci indica la via, no? La via giusta e questo era successo anche in un'altra parte, diciamo, della parola di Dio durante l'esodo di Israele. Leggiamo insieme Esodo 13, verso 21, che dice: E l'Eterno andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella vita e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce affinché potessero camminare giorno e notte. Ecco, questo è un altro momento della parola di Dio, un altro momento particolare, un altro caso eccezionale in cui Dio proprio si manifesta, no? Fa da guida nel popolo durante l'esodo con una nuvola e una colonna di fuoco e diciamo quando nasce il nostro Salvatore Gesù Cristo con questa stella che poi lo rappresenta benissimo perché Gesù è la nostra stella, ma questa guida c'è anche oggi. Se noi preghiamo, se noi stiamo davanti al Signore, se noi facciamo la sua volontà, forse non ci sarà proprio una stella, anzi quasi sicuramente non ci sarà una stella, quasi sicuramente non ci sarà una nuvola, ma il Signore troverà il modo tramite la sua parola, tramite i suoi servi, tramite lo Spirito di indicarci la strada migliore. Ecco, cari ascoltatori, e proprio a proposito della strada migliore, che è sempre la strada del Signore, la strada che ci porta ad accettare Gesù Cristo nella nostra vita per poi cominciare un cammino in questa vita fino all'eternità, alla conclusione di questa puntata, come al solito, vi lasciamo i nostri numeri di riferimento. Il primo, il numero del nostro pastore, che ho prima citato, che è 389 6 8 1 2 9 2 2. Ecco, i pastori sono uomini di Dio che sono proprio stati unti da Dio proprio per guidarci, per provvedere, per consigliarci e quindi proprio più che mai oggi noi dei Rami dell'Ulivo vi abbiamo lasciato questo numero esortandovi proprio a chiamare questo numero per cominciare un cammino verso il Signore. Vi ricordiamo anche
che abbiamo, i rami dell'ulivo hanno una linea di preghiera, che è anche questo il numero in sovraimpressione. Oggi mi inceppo un po' con le parole, scusatemi cari ascoltatori. E il numero è 340 74 3 5 0 0 8. Bene, che dire, Gesù è la nostra stella, dobbiamo seguirlo, dobbiamo omaggiarlo, dobbiamo adorarlo in spirito, non tanto con l'apparenza, no? Con l'apparire, ah Signore, Signore, ma proprio la migliore adorazione è la nostra vita. Grazie Signore anche di questa parola. E niente Tiziana, direi che il nostro tempo è terminato e quindi anche oggi salutiamo i nostri cari ascoltatori e vi rimandiamo alla prossima settimana. Shalom! Shalom.